Buonasera a tutti, mi dispiace che Maurizio mi abbia un po' rubato l'incipit del mio intervento e quindi parto da dove mi attacco a quello che ha detto lui e quindi vi svelo un po' meglio il significato del termine geodiversità, termine che probabilmente molti di voi in questa sala non hanno mai sentito, tranne l'architetto Santoro, perché qualche anno fa, 2016, la Regione si è dotata di una legge per la difesa della geodiversità. Però non basta avere una legge, bisogna che il concetto entri nel pubblico. Per questo ringrazio molto l'Ecomuseo di avermi invitato e darmi la possibilità di raccontarvi un po' questo concetto. Questo concetto in realtà ha, due significati. Uno appunto squisitamente ecologico e l'altro più geologico. Di quello ecologico Maurizio vi ha già fatto un cenno, ovvero la vegetazione di un territorio che ovviamente sostiene anche la fauna, no? Attraverso la catena trofica, gli erbivori, i predatori, eccetera, eccetera. La vegetazione di un territorio ha determinate caratteristiche perché quel territorio ha una certa altitudine, una certa quota sul livello del mare, c'è un certo clima con una certa piovosità, ci sono determinate pendenze, c'è una idrografia che a sua volta è condizionata dal clima, cioè ci sono tutta una serie di elementi che potete ritrovare in un manuale di geografia fisica, che quindi fanno parte della geologia in senso ampio, che condizionano la vegetazione. Quindi in un certo senso il concetto è che l'ecosistema ha appunto una parte di aspetti fisici e una parte di aspetti biologici che sono strettamente interallacciati, no? Quindi, faccio una follia, prendere il medio corso del tagliamento, fargli due argini, scavare un canale centrale perché così l'acqua passa in mezzo e a destra e a sinistra posso mettermi a coltivare, significa distruggere determinati ambienti e eliminare la possibilità di determinati habitat. No? Nella foto, tra l'altro io sono uno dei pochi anche ad averle già viste le foto che sono bellissime, le vedremo dopo, secondo me sono bellissime anche perché sono state stampate per i colori, perché anche nella fotografia naturalistica sta prendendo una brutta piega la tendenza dei colori troppo saturi, a delle tecniche da fotografia pubblicitaria. Anche i fotonaturalisti fanno delle immagini che in realtà non sono reali, queste sono reali. Chiusa parentesi, sì, se distruggiamo l'ecosistema, se distruggiamo i canali intrecciati, tutta una serie di ecosistemi spariranno. In realtà la geodiversità, la geologia, gli affioramenti, questi luoghi ci raccontano l'evoluzione del territorio. La geodiversità va valorizzata attraverso dei luoghi simbolo che sono i geositi. Vi faccio un esempio. Noi geologi sappiamo benissimo quando nasce il tagliamento, non dove, quando. Alla fine del Messiniano, che è un periodo geologico di 5-6 milioni di anni fa. Ci sono due luoghi fantastici in cui io potrei raccontarvi, qui comincia a lavorare il tagliamento. Uno è a Pozzuolo, l'altro è a Manazzons, oltre Rugo. Quello di Pozzuolo è ancora più strano perché in realtà
è lì perché c'è una faglia che lo tiene alto, ma non voglio fare troppa geologia. Che cosa si vede in questo sito? Si vedono delle arenarie, ovvero delle sabbie cementate. Se si è fortunati, all'interno delle arenarie troviamo degli fossili di organismi tipici dell'ambiente litorale, quindi quel deposito si è formato su una spiaggia, su un mare poco profondo. Subito sopra cominciano dei conglomerati, delle ghiaie cementate senza più la minima traccia di fossili marini. Quindi quello è il momento in cui il tagliamento ha cominciato a funzionare. 4-5 milioni di anni fa. Allora quel sito non va distrutto perché è il segno di una storia. Ovviamente se questa storia nessuno la racconta, restano due rocce una sopra l'altra. Poi il tagliamento ha continuato a lavorare e ha riempito le sue valli, i conglomerati, tutti i conglomerati su cui c'è la rupe di Cesclans sono il risultato del lavoro del tagliamento 3, 4 o 5 milioni di anni fa, non saprei esattamente per quanto tempo. Nel frattempo, in quel periodo, noi non sappiamo dove esattamente va a finire il tagliamento, come si muove, perché i fiumi, per loro brutta abitudine, divagano, si muovono sulla pianura. Il tagliamento ha un modo per lasciare la firma, per dire questi depositi sono del tagliamento. Nei ciottoli del tagliamento noi troviamo delle rocce che sono le rocce del quaternario della catena paleocarnica, che non troviamo nel Fella, che non troviamo nel Tore, che non troviamo nell'Arzino. Quindi abbiamo l'ipotesi che per un certo periodo, non saprei dirvi quando, probabilmente prima delle glaciazioni, il Tore tagliava obliquo e più o meno si andava a infilare dove adesso passa il tagliamento, tagliava obliquo verso est e finiva nella piana di Tarcento e occupava l'attuale alveo del Tore. Quindi questi sono gli aspetti più importanti della geodiversità. Poi a un certo punto, durante le ultime fasi del quaternario, il tagliamento ha cambiato completamente modo di operare, ovvero non parliamo più di un fiume tagliamento o di un paleotagliamento, ma di un ghiacciaio del tagliamento. Un ghiacciaio del tagliamento che si espande e mi va a finire in Carnia, in Cadore e forse anche in Austria. Perché? Perché i fiumi, come dire, possono andare dall'alto in basso e basta. I ghiacciai in realtà ogni tanto riescono anche ad andare in contropendenza. E quindi di nuovo come ce ne accorgiamo? Ce ne accorgiamo che nei depositi del ghiacciaio del tagliamento ci sono delle rocce, le Filladi, il conglomerato di Sesto, che attualmente affiorano solamente in Cadore. Ci sono delle rocce metamorfiche che affiorano solamente in acqua, in Austria. Allora vuol dire che questo ghiacciaio del tagliamento trasbordava, rompeva, superava quelli che adesso sono gli spartiacque, occupando un bacino molto più ampio dell'attuale. Arrivava fino a San Daniele. C'è una lunga discussione scientifica che dura fra una ventina di anni sull'origine del Colle di Udine e sul perché nella periferia di Udine si trovino degli erratici nel sottosuolo. Qui ci sono due scuole di pensiero. Il collega Venturini di Bologna ritiene che il ghiacciaio arrivasse fino a Udine. Diciamo che la scuola più recente dell'Università di Udine invece non è d'accordo, ma questa è una parentesi su cui non voglio entrare. Durante le fasi glaciali
appunto sicuramente il ghiacciaio del Tagliamento costituisce l'anfiteatro morenico. Stiamo parlando di 19.000-21.000 anni fa, ovvero l'altro ieri, geologicamente parlando. Aggiungo un altro dato che è utile visto le discussioni sui cambiamenti climatici. Ci sono delle stime sul fatto che 24.000 anni fa, durante quello che i geologi chiamano LGM, Last Glacial Maximum, l'ultimo picco delle glaciazioni, la temperatura media sulla penisola italiana rispetto ai valori preindustriali fosse di 4,5 gradi meno dell'attuale. Certo, erano 4,5 gradi che arrivavano alla fine di 70.000 anni in cui la temperatura era più bassa dell'attuale. Però un piccolo momento di riflessione, insomma, meno 4,5 gradi e abbiamo i ghiacciai a San Daniele. Proviamo solo a immaginare che razza di cambiamenti ambientali potremmo avere con +2. Purtroppo sì, sono dei problemi. Io come geologo mi viene da fare una battuta provocatoria, e con ciò ai tempi dei Romani si coltivava il vino in Britannia, faceva più caldo, le fasce climatiche si spostano, gli ecosistemi si spostano, è normale che sia così, solo che era normale quando non eravamo 7 miliardi su questo pianeta, no? Cioè se una zona diventava arida, il prezzo da pagare erano le invasioni barbariche. Adesso siamo in 7 miliardi, quindi i geologi misurano, osservano questi grandi cambiamenti, ma hanno una visione storica. Insomma, adesso le cose sono diverse, c'è un'economia di mezzo, insomma, ci sono le persone, molte più persone su questo pianeta. Quindi studiare la geodiversità, individuare dei posti importanti per la geodiversità significa individuare dei posti in cui questi fenomeni, questi processi siano chiari, evidenti, facili da spiegare anche a chi geologo non è. Poi vorrei fare ancora due osservazioni. Una comincia con una battuta. Il fiume fa un lavoro sporco. Il fiume fa il lavoro di prendere il materiale della montagna e portarlo verso il mare. È il lavoro che hanno fatto i fiumi da sempre. Purtroppo, di nuovo, perché noi abitiamo dappertutto, abbiamo occupato tutti i posti possibili e immaginabili, questo processo che prevede frane, alluvioni, viene visto come qualcosa di assolutamente negativo, viene visto come il dissesto idrogeologico. Mi viene a dire, cari signori, se non ci fosse stato il dissesto idrogeologico, Udine non esisterebbe, perché sarebbe ancora mare. È chiaro che è difficile da accettare, no? Altra osservazione geologica, prima me ne ha parlato Renzo Paganello, mi ha ricordato Alessandro Fontana. Alessandro Fontana è un ricercatore di Padova, perché in realtà va detto, gli studiosi del tagliamento se ne stanno più a Padova che a Trieste, più a Padova che non a Trieste e a Udine. Alessandro Fontana ha fatto una tesi bellissima, insieme agli archeologi, per cui ha dimostrato che negli ultimi 15.000-17.000 anni, nel post-glaciale, il tagliamento ha fatto un bellissimo pendolo di 20 km, da Azzano X, Concordia Sagittaria, fino a occupare l'alveo dello Stella. Ogni 200 o 300 anni una gigantesca piena esondava e quando il fiume ritornava nel suo alveo si era creato un alveo nuovo. Questo adesso non è accettabile, ovvio che non è accettabile.
nel Neolitico e nell'età del bronzo era accettabilissimo, tant'è che lui come data gli spostamenti del tagliamento? Data gli spostamenti del tagliamento perché? Perché dove c'era il tagliamento c'era l'insediamento. Quando il tagliamento si sposta 8 km più in là, l'insediamento viene abbandonato e viene creato un altro lungo le rive del fiume, perché, come ha detto l'assessore, il fiume è un posto dove si prende acqua. Il fiume era una via di comunicazione che permetteva a quei tempi di arrivare fino in laguna e poi di arrivare al mare. Quindi la geodiversità crea ambienti, crea situazioni che sono naturali e che adesso vengono un po' messi, come dire, in croce, no? Anche il discorso dei prelievi d'acqua, sì, non lo tocchiamo, vogliamo fare cioè non vogliamo entrare nelle polemiche, però il consorzio Ledra Tagliamento che cosa ha fatto alla fine dell'Ottocento? Ha preso l'acqua del tagliamento prima che sparisse nelle ghiaie e ha creato un immenso canale per irrigare delle terre che se no non avevano acqua. Quindi concludo con quello che è già stato detto: effettivamente bisogna trovare un punto di equilibrio fra le esigenze della naturalità e le esigenze dell'economia e della vita civile. Grazie al professor Finocchiaro.